Amici, bentrovati. Quello di quest'oggi è un sabato particolare per voi che state guardando la televisione, ma sicuramente particolare anche per noi. Noi stiamo partendo da Sassari, siamo esattamente sulla 131 e da qui parte anche il nostro viaggio verso Oristano. Quest'oggi ci sarà una grande manifestazione organizzata dalla Polizia Stradale per le varie problematiche in riferimento alle stragi del sabato sera. Su Teleregione Sardegna se ne è parlato tantissimo, se ne continuerà a parlare ancora. Oggi saremo in compagnia di un'associazione Onlus che si chiama Basta Sangue sulle Strade, un'associazione formata da purtroppo persone che hanno vissuto le stragi del sabato sera. Da qui noi percorreremo gran parte della 131 fino a Oristano, avremo modo di parlare con il comandante della Polizia Stradale e questa sarà una delle 12 tappe. La prima è stata a Brescia e poi pian piano andremo a raccontarvi anche in tutto il resto d'Italia quanto se ne è parlato e come si cerca di sottolineare queste grosse problematiche in riferimento per l'appunto purtroppo alle stragi del sabato sera. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono. E noi siamo a Oristano, siamo proprio nel comando della Polizia Stradale, siamo in compagnia di Mauro Castiello, il comandante della Polizia Stradale di Oristano. Buonasera. Buonasera, siamo qui stasera per un'iniziativa che riguarda la comunicazione istituzionale della Polizia Stradale. Nell'ambito delle iniziative che pone avanti la Polizia di Stato e quindi anche la Polizia Stradale c'è quella di sensibilizzare anche direttamente nei luoghi di intrattenimento i giovani alla cultura e alla sicurezza stradale. Basta sangue sulle strade. Noi abbiamo percorso quest'oggi la 131 partendo da Sassari per arrivare qui perché credo che questa sia una manifestazione importante, una giornata importante ai fini poi dello stare un po' più sicuri sulle strade. Se ne sente di tutti i colori. Come è migliorata in questi ultimi anni anche in riferimento alle normative nuove sulla strada? Come è migliorata la nostra vita? Senza dubbio gli interventi legislativi degli ultimi anni hanno migliorato e comunque portato gli utenti della strada a una maggiore consapevolezza della sicurezza stradale. Ovviamente molta strada, per usare questo termine, c'è ancora da fare, ma comunque penso che le istituzioni, in particolare la Polizia di Stato, in questo settore è di sicuro all'avanguardia. Ecco, ma i numeri, parliamo dei numeri. Qual è secondo lei comunque la provincia che soffre di più e qual è quella che probabilmente sta migliorando? Su questo punto bisogna scendere un po' nel particolare, nel senso che per quanto riguarda la Sardegna è un'isola ovviamente, con tutte le limitazioni che ha rispetto al continente. Ovviamente in Sardegna ci sono dei punti, degli snodi fondamentali che riguardano i grossi centri urbani, tra cui ovviamente Cagliari. Per quanto riguarda la 131, i lavori di ammodernamento, quindi i lavori che comunque ha fatto l'ente proprietario, hanno di sicuro migliorato e reso più efficace ed efficiente la circolazione su queste arterie. Basta sangue sulle strade, questa è un'associazione dei familiari vittime della strada, si sente tanto parlare di incidenti, delle stragi del sabato sera. Noi quest'oggi, grazie al comandante ma grazie anche a questa associazione, staremo in giro con voi a raccontare una giornata poi tipo di un fine settimana. Eh sì, infatti stasera insieme all'associazione Basta Sangue sulle Strade veicoleremo il messaggio della sicurezza stradale proprio direttamente nei luoghi di intrattenimento, in particolare in una discoteca dell'Oristanese. E ci seguirete ovviamente nella nostra attività che sarà quella sia di prevenzione ma anche quella di controllo effettivo sulle arterie della città di Oristano.
E noi ci siamo trasferiti in una discoteca oristanese, siamo in compagnia del presidente dell'associazione Basta Sangue sulle strade, siamo in compagnia di Francesco Vellucci. Intanto buonasera e ben trovato in Sardegna. Buonasera a tutti. So, Presidente, che lei ci teneva tantissimo quest'oggi di essere qui a Oristano, in questa occasione, insieme alla Polizia Stradale, insieme alla Polstrada, con la vostra associazione. Lei è presidente di un'associazione nata nel 2009, ma andiamo a raccontare un po' la storia, perché poi tutto nasce da un incidente stradale. Sì, tutto nasce da purtroppo un tragico incidente stradale avvenuto nel 2007, dove un ragazzo ventenne è rimasto in coma vegetativo di grado 2. E a seguito di questo sinistro la mamma, la signora Smussi Isabella, da sempre a seguito di questo incidente ha voluto fondare in memoria appunto del figlio questa associazione. Ecco, come si chiama questo ragazzo che tra l'altro è ancora vivo, è ancora in coma? Sì, questo ragazzo attualmente, appunto, come dicevo prima, è in coma di grado 2 presso la sua abitazione, accudito dai fratelli Roberto ed Anna Maria. Si chiama Roberto Colosini ed è un paese in provincia di Brescia, esattamente di Bovezzo. E questa associazione nasce proprio nelle zone di Brescia, nasce proprio a Brescia, in Lombardia, e poi la mamma di questo ragazzo, insomma, aveva un sogno, quello di far nascere un'associazione dedicata a quelle che sono le vittime della strada. Poi purtroppo però questa signora non ha avuto modo di far nascere l'associazione perché è morta prima. Lei faceva l'infermiera poi in un ospedale. Sì, lei svolgeva l'attività professionale all'interno di questo ospedale e purtroppo giornalmente vedeva casi disperati di ragazzi e non solo coinvolti in incidenti stradali. Quando questo è successo, è accaduto al figlio, è stata una vera tragedia e il desiderio appunto era quello che è accaduto al figlio non sarebbe più verificato per altre persone e famiglie. Appunto da qui il desiderio di fondare questa associazione per dare per assistere i familiari delle vittime della strada e in secondo luogo quello di sensibilizzare i giovani e l'opinione pubblica in generale sulla tematica della sinistrosità in Italia, che attualmente è ancora altissima. Noi siamo a Oristano, di fronte a noi ci sono due cocktail analcolici, diamo un messaggio importante a tutti i telespettatori perché il presidente Vellucci diceva: uno può bere tranquillamente quando vuole, come vuole, l'importante è che poi non salga in macchina. E poi una cosa importante, a proposito di questo state lottando affinché ci sia una nuova legge a proposito proprio degli omicidi. Sì, diciamo che noi come associazione stiamo sostenendo l'associazione Guarnieri e il sindaco Renzi di Firenze per introdurre nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di danno, cioè quello di pena, quello di omicidio stradale. Cioè oggi chi provoca un incidente stradale è condannato il più delle volte ad un omicidio colposo. E con pene massimo fino a 2 anni. Con l'introduzione di questa nuova fattispecie di danno le pene saliranno fino a 15 anni. Io ho esordito dicendo una cosa importante: bevete quanto volete, ma? Sì, ma non mettersi alla guida, cioè il nostro messaggio è questo: i ragazzi devono bere, ognuno di noi si deve divertire, però non lo deve fare a discapito dell'incolumità altrui. Cioè se io voglio bere 5 cocktail, il messaggio, cioè noi come associazione diciamo non bere 5 cocktail, devi berne 2 e ti diverti comunque, però le persone che vogliono berne 5, 6, 7 lo facciano, però non si mettano alla guida, perché mettersi alla guida ubriachi si provocano incidenti, tragedie e morti.